due vigili del fuoco particolari, volete spiegarlo perché? Siamo padre e figlio. Come mai il figlio ha voluto seguire le orme del padre? Io fin da quando sono piccolo ho sempre visto mio padre tornare contento da lavoro, sono sempre stato orgoglioso del suo lavoro e mi è nata la passione anche a me. Cosa significa per un padre avere il figlio che giura oggi essere un collega fondamentalmente? È il massimo dell'obiettivo della vita, perché ho dato a mio figlio quello che ho io dentro di me e quindi spero che continui la mia voglia di fare questo lavoro qui e spero di dare tanto altro. Cosa ha provato a vedere suo figlio giurare oggi? È difficile dirlo perché è una cosa che è una gioia, una cosa dentro che è indescrivibile, perché è un bel passaggio di testimone ed è un bel punto di partenza per lui e un bel punto di arrivo per me. La domanda per il figlio è d'obbligo a questo punto. Cosa ha provato lei durante il giuramento sapendo che suo padre era tra i vigili del fuoco che stavano assistendo alla cerimonia? È una grande emozione sapendo che mi stava guardando ancora più grande. Sa già dove sarà destinato? Io a Venezia. Venezia centro storico? Non lo so ancora, no, in provincia intanto. Un augurio a suo figlio? Spero che faccia una carriera come la mia, che raggiunga tutti i suoi obiettivi e che arrivi alla fine della sua carriera con l'entusiasmo che ho io a oggi. E lei cosa dice a suo padre? Che so che tra non moltissimo si godrà la meritata pensione. Io dico che lo ringrazio molto per la passione che mi ha dato, sono molto orgoglioso di averlo come padre, insomma, e auguro di godersi la pensione anche meritata.